Allora ragazzi, per casa dovrete svolgere una ricerca sulla funzione dei consorzi di bonifica nei territori in cui viviamo e nello specifico su come il loro intervento ha permesso di rendere abitabile questa zona. Potete fare questo lavoro anche in gruppo. Sì, e poi una ricerca da fare, che bello! Dai, su internet 5 minuti e è fatta. Ci basta stamparlo. Infatti dai, la cogliamo tutta. Non funziona più! Dai, No! ti prego. Ci tocca cercare sui libri però. Ma dai, io non trovo nulla. Io forse qualcosa. Grazie. Che cos'è? Che cos'è questo? Una lettera, sembra antica. Qua c'è una foto. Sembra una lettera di ringraziamento del sindaco di Rovigo. Dobbiamo subito trovare questo posto. Aspettate, dov'è? Un attimo. Eccolo qua. Dai, allora passiamo. Magari c'è nell'immagine. Ok, donna. Dai, smettiamoci. Go, fretta! Devo andare ad attaccare l'idrovora! Ne va via sempre presto e te torni sempre Ciao, tardi. donna! Vabbè, ciao. Perché non ci avete aspettato? Dai ragazzi, entriamo. Che bello, è enorme. Mettiamo l'inghilizzato. Che fatica che ho fatto a scavare questo canale, però funziona bene. Ottimo lavoro, grazie Vencio. Chi va là? Lo sapevo, bambini. Venite qua, mi sono la polizia. Ma dai, cosa avrebbero fatto loro di male? Ma non avete detto la scusa, non la volevamo! Fermi tutti! C'era caduto qua la lettera che abbiamo trovato in un libro. Ho capito tutto ragazzi, adesso vi aiutiamo noi. Dai, adesso vi facciamo vedere noi come funziona. Questi due pulsanti neri sono i pulsanti della marcia che fanno partire il motore. Beh, questi due rossi servono per fermare tutto. Con questo, che è il telecontrollo, il consorzio dall'ufficio può far partire tutte le pompe senza venire qua. Questi servono per aprire le porte dei canali di irrigazione.
ringrazio per il vostro impegno, usato per il bene delle città vicine. Tutta la comunità di Rovigo vi ringrazia per aver usato del tempo per il bene altrui. Cordiali saluti, il sindaco di Rovigo. Bravi ragazzi, avete fatto un buon lavoro, ma un gruppo in particolare mi ha sorpresa.